Sempre più profonda la frattura tra il ministro ai beni culturali Giulia e il presidente della Biennale di Venezia. Annuncia che sarà il padiglione Italia entro fine mese, poi le stoccate a buttafuoco sulla citazione di Mattarella e l'apertura alla Russia putiniana. Potrebbe trasformarsi in un caso di omicidio la morte di Jamel, il 22enne tunisino annegato a Venezia all'alba di martedì scorso. Ladri nell'abitazione di una coppia di Sacili, 2 anziani si svegliano e si trovano faccia a faccia con i malviventi. Collaborate e non vi succederà niente, bottino da 50.000 euro. Entra in casa di una donna di origini straniere con un pretesto, la rapina del cellulare, e abusa di lei. L'aggressione nel veronese, 21enne marocchino in carcere. Semina il panico nella hall di un albergo di Valdagno, aggredisce il gestore, i carabinieri hanno riportato la calma e denunciato un immigrato trentenne. Spaccata in un negozio di biciclette a Vittorio Veneto, i ladri con un camion sfondano la vetrina e abbattono una colonna portante, danni per centinaia di migliaia di euro. Maltrattato e denutrito, un esemplare di American Bully è stato salvato dai carabinieri forestali, al collo aveva la catena di una bicicletta. Le città di pianura del giovane regista bellunese Francesco Sossai trionfa ai David di Donatello 2026. Il suo spaccato del Veneto colleziona ben 8 statuette. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Il caso biennale ancora una volta in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali, perché sta diventando sempre più profonda la frattura tra governo, in particolare tra il ministro ai beni culturali Alessandro Giuli e il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, con Giuli che anticipa verrà a Venezia al padiglione Italia. Tante le stoccate anche nella giornata di oggi. Inopportuno citare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Biennale di Venezia. Il Ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuli, dagli studi di Sky, lancia un affondo al Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e annuncia che entro fine mese sarà in Laguna a visitare la 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Si sta parlando di arte di regime, cioè l'arte della Russia putinista che è presente a Venezia dopo 4 anni, grazie a un accordo che è stato fatto alle spalle del governo. Hanno avuto molto tempo Biennale e Russia per accordarsi sui termini di questo accordo e aggirare le sanzioni. La Biennale è autonoma e autonomamente sbaglia. Noi non siamo d'accordo, ma la Biennale effettivamente è autonoma. Dopodiché questa decisione ha innescato una serie di reazioni che hanno coinvolto anche l'Europa, la dissidenza russa non invitata alla Biennale, che però giustamente poi si è presentata, alcune illustri personalità internazionali che hanno deciso di non partecipare, compreso un grande regista russo che avrebbe dovuto rappresentare la voce della dissidenza. In generale ritengo che sia stata una grande occasione mancata e chiudo. Se avessimo fin da principio come governo, come istituzioni internazionali potuto conoscere i termini della questione, avremmo potuto perfino mettere al tavolo di un negoziato per un cessate il fuoco. Abbassiamo le penne e parliamo di pace, parliamo dell'essere umano e parliamo di qualcuno che deve ascoltare gli altri. Giuli risponde piccato anche al posto del vice premier Matteo Salvini, che venerdì sarà alla Biennale a visitare i padiglioni. Il ministro dei beni culturali elogia il padiglione Italia, di cui rivendica la scelta. Nella giornata dedicata all'Ucraina, anche qui forti critiche per la partecipazione della Russia, definita dagli artisti e curatori inaccettabile. Venezia però è piena e la Biennale si conferma un importante volano economico, mentre in mattinata c'è stata una nuova incursione anche delle Pussiraio. Il momento più importante della stagione veneziana inizia con l'apertura della Biennale, in modo particolare la Biennale Arte, e si concluderà con l'altra Biennale, che è quella della Mostra del Cinema, che comunque va a completare l'anno che si sta dimostrando davvero importante. Rimaniamo a Venezia, ma per la cronaca, perché potrebbe trasformarsi in un caso di omicidio la morte di Jamel, il 22enne tunisino annegato in Laguna all'alba di martedì scorso.
Si chiamava Jamel Malat, il 22enne di origine tunisina, annegato a Venezia. Una morte che inizialmente sembrava il tragico epilogo di una fatalità, ovvero una caduta accidentale in acqua aggravata dal fatto che il ragazzo non sapesse nuotare, ma sulla quale ora la procura potrebbe aprire un fascicolo per omicidio o concorso in omicidio, al momento a carico di ignoti. Pur abitando stabilmente a Mestre, frequentava Venezia e un gruppo di connazionali. Prima di cadere in acqua a San Polo avrebbe fatto una telefonata ad un amico chiedendo aiuto e ospitalità per la notte. Jamel temeva infatti che qualcuno che in quel momento lo stava inseguendo lungo le calli di Venezia potesse andare a prelevarlo nella sua abitazione mestrina, visto che sapevano dove abitasse. E la domanda è: di chi stava parlando? Si ipotizza di un altro gruppo di connazionali antagonisti con i quali pare ci fossero dei contrasti legati allo spaccio di droga, ipotesi questa al vaglio dei Carabinieri di Venezia. A Sacile in una villa sono stati rubati circa 40.000 euro e tenuti in ostaggio i proprietari. Ai nostri microfoni il loro racconto shock. E ci hanno detto di stare calmi, che non sarebbe successo nulla se rimanevamo calmi e tranquilli. Io ho cercato di collaborare da subito perché non avevo nessuna intenzione che la cosa sfociasse nel dramma. Una notte di terrore, quella vissuta dal noto critico d'arte Giovanni Granzotto e da sua moglie nella loro villa in Viale Zancanaro a Sacile. La coppia, sorpresa nel cuore della notte insieme al proprio cane, è finita nel mirino di una banda di rapinatori composta da 3 uomini a volto coperto dall'accento riconducibile all'est Europa. I 2 coniugi sono stati tenuti in ostaggio dai malviventi per diversi minuti, mentre tra gioielli antichi, orologi di valore, bottiglie di vino pregiato e oltre 1.000 euro in contanti, il colpo ha fruttato un bottino di circa 40.000 euro in totale. Ho dato delle indicazioni dicendo che soldi non ce n'erano, non c'era una cassaforte, però ho indicato dove si trovavano i gioielli e diciamo con il palo che è rimasto in camera nostra, che ha anche controllato mia moglie cosa avesse al polso, un orologio, ma che non ha osato strapparglielo, sono riusciti verso il giardino. Almeno così ho trovato le tracce, dallo stesso punto in cui erano entrati. Secondo quanto appreso sul posto, la banda sarebbe entrata attraverso il cortile posteriore da una finestra del piano terra con la tecnica del foro. Al momento sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Sacile su quello che non sembrerebbe essere un episodio isolato sul territorio. Dalle forze dell'ordine e dallo stesso Granzotto sarebbero state segnalate anche altre ville colpite allo stesso modo, non solo in Friuli ma anche in Veneto. Non si esclude possa trattarsi della stessa banda, ma saranno le indagini dei Carabinieri a fare chiarezza. È accusato di violenza sessuale, rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Bovolone in provincia di Verona hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 21enne di origini marocchine. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Verona scaturisce da una complessa attività investigativa. L'indagine è partita lo scorso settembre, quando i militari hanno soccorso una donna di origini straniere vittima di un'aggressione tra le mura domestiche. Stando a quanto ricostruito, il 21enne si sarebbe introdotto nell'abitazione della donna con un pretesto e l'avrebbe rapinata di un cellulare e di 50 euro per poi abusarne. Lei era riuscita a divincolarsi. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno consentito di accertare la presenza del giovane nella zona a un orario compatibile con quello dell'aggressione. E a proposito di aggressione, vi raccontiamo questa vicenda che ci porta a Terrassa Padovana. Un acceso litigio per una gita scolastica del figlio minore degenerato in una doppia aggressione ai danni dell'ex convivente. Per questo un 54enne residente nella Bassa Padovana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Bovolenta con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. Fondamentale è la richiesta d'aiuto lanciata dalla donna al 112. Ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita nell'androne condominiale davanti al figlio minore. Il 54enne l'avrebbe spinta violentemente contro il muro
muro per poi strapparle dalle mani le chiavi di casa e chiudersi all'interno dell'appartamento. Dopo alcuni minuti, di fronte alle richieste insistenti della vittima, avrebbe consentito alla donna e al bambino di rientrare in casa per poi aggredirla nuovamente. Dopo la chiamata della vittima al 112, la pattuglia dei carabinieri è arrivata subito sul posto. I militari hanno raccolto la testimonianza della donna e identificato l'uomo che, secondo quanto riferito, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo anche durante l'intervento. Dagli accertamenti è inoltre emerso che in passato la donna aveva già sporto ulteriori denunce nei suoi confronti, vicende che avevano portato anche a condanne definitive. L'uomo è stato quindi dichiarato in arresto e trasferito nella propria abitazione agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Padova. Semina il panico nella hall e aggredisce il gestore che subisce lesioni. I carabinieri hanno riportato la calma e denunciato un immigrato trentenne. Succede a Valdagno. Paura nella serata di lunedì in un hotel di Valdagno. Una chiamata al 112 ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri dopo la segnalazione di un'aggressione all'interno della struttura ricettiva. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Requaro Terme insieme a una pattuglia del radiomobile. Un trentenne di origini brasiliane, noto alle forze dell'ordine, è entrato nella hall in forte stato di alterazione psicofisica, mettendo a soqquadro suppellettili e arredi e creando il panico tra clienti e personale. Il gestore ha tentato di calmarlo, ma è stato a sua volta aggredito e picchiato, riportando escoriazioni. I carabinieri sono riusciti a immobilizzare l'immigrato e a riportarlo alla calma. Dagli accertamenti è emerso che era già sottoposto ad ASP urbano con divieto di accesso alle strutture ricettive. È stato denunciato per violazione della misura, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. La spaccata Vittorio Veneto ai danni di un negozio di biciclette, l'ennesima spaccata con l'esasperazione del titolare. Non capisco una cattiveria del genere, non hanno rispetto di niente, ti buttano giù una casa per rubare 10 bici, cioè... Questo è assurdo. Roberto Catto non trova una spiegazione di fronte alla devastazione lasciata dai malviventi che intorno alle 4:30 della notte hanno sfondato con un camion la vetrina del suo negozio Crazy Sport a Menarè di Vittorio Veneto, abbattendo una colonna portante, caricando poi sul mezzo 10 biciclette. Altre 2 sono state danneggiate e sono da buttare. 5, 6 hanno diversi graffi e vanno sistemate. Un bottino che si aggira intorno ai 40-50 mila euro. Mi hanno portato via 3 bici dei clienti che fanno più male delle mie, perché comunque non è per restituire, comunque gli hanno portato via un bene che non erano a casa sua e quindi erano qui da me, quindi mi sento anche responsabile delle bici altrui. Ma i danni maggiori sono quelli a livello strutturale. Fra furgoni, casa, negozio, bici, sono centinaia di migliaia di euro di danni. Nel giugno 2024 Catto aveva subito altre 2 spaccate nel giro di una ventina di giorni l'una dall'altra. Nell'ultimo colpo i ladri avevano rubato 16 bici usando un furgone poi abbandonato sui binari e travolto dal treno regionale Belluno-Conegliano. Dopo questo furto aveva messo in sicurezza il negozio pensando fosse sufficiente a bloccare i malviventi. Però se ti entrano dentro con un camion e buttano giù la casa, puoi mettere tutto quello che vuoi davanti. Cioè, non sappiamo più, giuro non so cosa fare, come poter impedire un'altra cosa del genere. Rispetto ad allora, oggi i danni riportati dalla sua attività sono ben maggiori e Catto è costretto a fermarsi. Dovrò star fermo almeno una settimana di lavoro, perché comunque non ce la facciamo a lavorare decentemente. Dovrò dormire qui un mese noleggiando un camper. Un mese ci vorrà per mettere a posto. Come 2 anni fa dovrà noleggiare nuovamente un camper per trascorrere la notte a presidio del negozio in attesa che venga messo nuovamente in sicurezza. Loro fanno il furto adesso, sanno che tu per un mese non sei in sicurezza e quindi ritornano a cercare perché vanno dentro più facilmente e quindi bisogna dormire qua un mese finché tutto non è in sicurezza e poi sperare che non buttino giù la palazzina per rubarti altri 4-5 bici. Un mese fa Roberto Catto ha festeggiato 25 anni di attività e oggi, nonostante la devastazione, la voglia di rialzarsi ancora una volta e di andare avanti è più forte della rabbia e dell'amarezza. Come si torna al lavoro dopo questa esperienza? Però non voglia di smettere, di mollare tutto. No, è una vita di lavoro questa. È la vita.
Maltrattato e denutrito, un esemplare di American Bully è stato sequestrato e salvato dai carabinieri forestali. Restiamo sempre nella Marca trevigiana. Hector è un esemplare di American Bully di 4 anni, dolcissimo e giocherellone nonostante sia stato maltrattato, lasciato senza mangiare e senza terapie adeguate. A notare l'animale a Padernello una pattuglia dei carabinieri che ha allertato i colleghi della forestale. Immediate le indagini, l'odissea di Hector è iniziata a marzo quando la proprietaria ha deciso di cederlo ad un quarantenne. L'operazione dei carabinieri forestali non si è limitata alla tutela del benessere dell'animale, ma ha portato alla luce un intrigato tentativo di inquinamento probatorio. Il quarantenne è stato denunciato per maltrattamento di animale, ma nei guai sono finite 2 conoscenti dell'uomo, una donna di 60 anni e la figlia 29enne, che devono rispondere di favoreggiamento personale e intralcio alle attività di pubblico servizio a causa di una messa in scena architettata per sviare le indagini. Il cane, vittima di maltrattamento, era stato inizialmente nascosto nel garage del quarantenne e successivamente segnalato dalle 2 donne ai cinovigili del servizio veterinario del SUEM come animale vagante sul territorio di Volpago del Montello. Lo scopo, come accertato dalle indagini, era quello di far figurare l'animale come un semplice randagio e in questo modo liberarsene. Hector è stato sottratto ai 3. Si trova ora presso il canile sanitario di Ponzano Veneto. Ora spetterà alla Procura di Treviso procedere con l'eventuale affidamento ad un nuovo proprietario. I casi di questo tipo, spiegano i militari forestali, sono ormai parecchi ed è necessario sensibilizzare i cittadini che decidono di adottare questo tipo di animale. E a Jesolo ora dove è allarme piccioni. I piccioni crescono in maniera esponenziale e questo ci crea non pochi problemi, soprattutto a livello di guano ovunque, guano sui marciapiedi, guano sulle macchine, guano sui lettini dei giardini e della spiaggia. Molto spesso gli ospiti ci contestano la pulizia della macchina, ci contestano insomma, che non è neanche un bel vedere, anche dal punto di vista sanitario siamo preoccupati. Il problema dei piccioni con cui Jesolo combatte ormai da anni e che crea notevoli disagi deve essere risolto. In prima linea l'associazione jesolana Albergatori, che ha chiesto all'amministrazione comunale un intervento. Le proposte ci sarebbero, evidenzia Contarini, come già sperimentato a Venezia. Un mangime di tipo chimico che possa sterilizzare questi piccioni e capisco che possa essere visto in malo modo, ma un abbattimento selezionato di piccioni possa essere richiesto, anche perché, ripeto, stanno crescendo in maniera forte, crescono esponenzialmente ed è un problema che spesso sottovalutiamo o facciamo finta che non esista, però se ci rivolgiamo agli albergatori ma anche ai campeggiatori stessi vedremo che è un problema molto molto sentito. Altre soluzioni non esistono, abbiamo provato con i falchi, ma i falchi non fanno altro che spostare da destra a sinistra le colonie di piccioni, abbiamo provato con aromi forti, naftalina, peperoncino e quant'altro, abbiamo provato con le strisce luminescenti, abbiamo provato con i falchi finti. Questo soprattutto alla luce dei numeri già positivi che si stanno registrando nella località balneare e dell'avvio della stagione estiva. Un'occupazione alberghiera che ha rasentato il sold out, quasi il 100% negli alberghi che erano aperti, tutti molto contenti, non solo gli albergatori ma sicuramente anche ristoratori, i negozianti in genere, perché la località è stata in questo periodo, quindi 1-3 maggio, un vero e proprio Ferragosto. Maltempo nell'Alto Vicentino, le grandinate che hanno colpito l'area tra Schio e Tiene hanno fatto scattare l'allarme anche nella fascia pedemontana tra Breganze e Marostica. In azione i cannoni antigrandi nel sistema onde d'urto utilizzato per cercare di limitare i danni alle coltivazioni e ai vigneti. Nella zona marosticense sono operativi diversi impianti coordinati dalla cooperativa locale, il timore maggiore resta per le produzioni agricole. I temi della sanità ci portano ora all'azienda ospedaliera di Padova. Io voglio interpretare questo aumento drastico e improvviso della disponibilità di donazione come una risposta al trauma collettivo della perdita del piccolo Domenico, sapete, in seguito a quel trapianto di cuore. Come al solito gli italiani rispondono ai traumi
ai grandi eventi con una grande generosità, con grande spinta, con grande disponibilità verso gli altri. È proprio dalle crepe che entra la luce. Il professor Umberto Cillo interpreta il record di 20 trapianti di fegato nel solo mese di aprile come una reazione positiva al dramma del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e mezzo deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Il risultato raggiunto al centro trapianti dell'azienda ospedale Università di Padova lo consacra di fatto tra le eccellenze nazionali ed internazionali nel campo della chirurgia trapiantologica. Una macchina complessa da gestire, ma che parla di competenza, lavoro quotidiano silenzioso ed dedizione dell'equipe del professor Cillo. Per raddoppiare improvvisamente un'attività complessa come quella del trapianto di fegato c'è bisogno di un enorme sforzo logistico. Io credo che l'azienda ospedaliera di Padova abbia fatto proprio questo, ha messo a disposizione strutture, professionisti, medici, infermieri, spazi, proprio per affrontare questa crisi, che è una crisi positiva perché ci ha permesso di salvare tante più vite. Era un'occasione che non potevamo perdere. Un traguardo che non sarebbe stato possibile senza la generosità dei donatori, che secondo gli ultimi dati sono sempre più anziani. L'età media dei donatori in Veneto si sta alzando, è intorno ai 70 anni. Questo non è assolutamente una controindicazione alla donazione, anche perché grazie alla ricerca, grazie al continuo lavoro clinico e soprattutto all'utilizzo delle macchine da perfusione è possibile utilizzare anche organi di pazienti estremamente anziani. Per chiunque volesse esprimere la propria volontà donativa c'è un'importante occasione in programma. Ci si può esprimere in molti modi, uno dei più importanti e fondamentali anche in vista di una data di scadenza delle tessere di carta d'identità cartacea del prossimo 3 agosto è possibile esprimersi quando verrà rinnovata la carta d'identità, in cui a tutti i cittadini e cittadine maggiorenni verrà chiesto di esprimersi in materia di donazione, quindi è un appuntamento estremamente importante in cui bisogna arrivare documentati, informati, quindi consigliamo sempre di consultare i siti istituzionali del Centro Nazionale Trapianti o del Coordinamento Regionale Trapianti per informarsi e fare una scelta consapevole. Un regista bellunese, Francesco Sossai, trionfa ai David di Donatello, 8 le statuette che si porta a casa proprio come regista. David di Donatello per il miglior film 2026, 71esima edizione, va alle città di Pianura. 16 candidature, 8 statuette fra le più pesanti: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista. Le città di Pianura, il film del regista bellunese Francesco Sossai, scoperto dal Festival di Cannes, trionfa ai David di Donatello 2026. Boato al Cinema Italia di Belluno, che nella serata della consegna degli Oscar al cinema italiano ha voluto omaggiare il lavoro straordinario di Sossai con la 123esima replica e lo streaming della cerimonia in diretta da Cinecittà. Il rapporto con Francesco è di lungo termine, nel senso che questo è il suo terzo film in realtà. Abbiamo proiettato anche i suoi primi 2, Il compleanno di Enrico e Altri cannibali. Francesco è un abitué del cinema, viene spesso quando può a vedere i film. All'Italia ricominceranno le proiezioni già da lunedì prossimo. Da settembre più di 5.500 persone hanno visto e apprezzato Le città di Pianura. Il senso di comunità è stato la cosa più importante. Già nelle proiezioni precedenti si sentiva. Ieri sera ancora di più, c'erano persone che non l'avevano ancora visto, ma persone che sono tornate per la terza, quarta, quinta volta a vedere il film. Non solo Belluno sul palco dei David, grazie alle città di Pianura una statuetta è andata a Marco Spigariol in arte Crano di Valdobbiadene per la miglior canzone originale intitolata T. Per raccontare la pianura veneta, Sossai, che oggi vive a Berlino, si è spostato da Sedico a Padova e lì ha imbastito la storia On the Road, che è un ritratto critico del nord-est contemporaneo, lontano dall'immagine del Veneto produttivo e vincente, troppo vero e forse per alcuni anche scomodo. Il film, coproduzione Italia-Germania, è stato sostenuto tra gli altri dal Ministero della Cultura e da Fondazione Veneto Film Commission. È tutto dal Veneto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.